bentrovati, siamo con Marco Dassier. Buonasera. Marco, il 2-1 il gol vittoria è tuo oggi, importantissimo, che porta a casa i 3 punti, forse ancora per sperare di evitare i play-out. Sì, ho fatto un bel gol, anche merito di Checco Posocco che è riuscito a passarmi il pallone in mezzo all'area, ho fatto finta di tirare di destro e col sinistro ho fatto il gol. Comunque merito di tutta la squadra che ci abbiamo creduto fino alla fine, non abbiamo mai mollato niente, anche se ci avevano raggiunto al primo tempo l'1-1. Comunque siamo stati bravi a riaprirla. Anche te domenica sei in squalifica, come Martini? Peccato. Dobbiamo giocarci la domenica, dare tutto per tutto e sperare ci vada bene. Commentavamo prima col mister che sembrava a tratti durante la partita un Vittorio veramente brillante, come inizio stagione. Sì, abbiamo giocato bene, sapevamo che questa partita era importante e veramente ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo giocato anche di più a calcio rispetto magari alle scorse partite. È stata una bella vittoria. Bocca al lupo per l'ultima da La vittoria del Belluno. No, ma è Non importante male. questo, giustamente se tutti quanti gioca per qualcosa, Come l'Este. come l'Este, per amore di Perché Dio. anche loro questo, non mi interessava niente, però l'hanno giocata. no, l'hanno giocata sì fino alla fine, anzi, sì. ma d'altronde è giusto anche così, te l'ho detto, cioè, perdere è brutto per tutti quanti, dunque sì, questo. E adesso logico che andiamo in montagna e Non lo in gita. sappiamo. Non in gita. Non in gita sicuramente, si sapeva che fino alla fine, giustamente fino alla fine se lotterà. Mister, per molti tratti il Vittorio oggi è parso molto brillante, come le prime partite dell'andata. Ma brillante o non brillante, se doveva portare a casa il risultato oggi. Dopo a tratti l'abbiamo fatto anche decentemente con gioco, perché 2 o 3 volte avevamo fatto bei scambi in avanti. Logico che le partite a tensione, e dunque è sempre difficile queste partite qua vedere grosso gioco. Ci hanno ripreso di nuovo avanti, sì, insomma, ci abbiamo creduto non, fino non- alla non- fine. non vi siete fatti mancare niente e non ci avete fatto mancare niente. Esatto, sì. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo allenati anche bene in settimana per cercare di portare a casa i 3 punti oggi e siamo andati in vantaggio, ci siamo fatti riprendere e poi con Dacier ha fatto il 2-1, però non abbiamo dato fino al triplice fischio, non abbiamo dato niente ed era così come dovevamo giocare. Non ti è parsa un attimo, cioè almeno noi così da su, un attimo nel secondo tempo che sembrava che c'era qualcuno in debito di ossigeno, così c'era Spaderlo, sai, sono iniziato a scaldarci dall'inizio del secondo tempo, gli ha fatto entrare solo Nico a 5 minuti alla fine, perché anzi al 45esimo. Sì, perché magari Era l'impressione? no, perché avevamo speso abbastanza, più che altro il primo tempo, secondo me. Però non... poi è un campo un po' pesante col tempo che c'era, però tutto sommato bene. Domenica sei in squalifica, la vedrai dalla tribuna l'ultima. Peccato. Purtroppo sì. No, bravi comunque a riaprire anche tutti i giochi, perché sono quelli altri risultati, sì, era quello che volevamo un po', diciamo, però tra dire e fare c'è sempre, sì. Stiamo mostrando che noi prima di tutto dovevamo vincere e quello che sì. Sì. Si sapeva che ci giocavamo tutto fino alla fine. Dovevamo giocarci tutto per abbiamo tutto messo, sì. per i 3 punti.